Sindaco, ci ritroviamo di nuovo a Cison di Valmarino per una nuova edizione di Artigianato Vivo. Secondo lei qual è la formula o gli ingredienti che rendono vincente o comunque attrattiva questa manifestazione? È l'orgoglio cisonese, quello è l'ingrediente fondamentale. C'è tanta voglia da parte delle nostre associazioni, dei nostri volontari di mostrare lo splendore di Cison, degli artigiani, di far vedere la loro arte, e questa miscela ogni anno si rinnova e ogni anno offre una magia che stupisce anche me. Lei prima ha ringraziato pubblicamente i volontari, esprimendo anche molta stima nei loro confronti. Secondo lei, dal punto di vista di un sindaco, che cosa bisognerebbe migliorare per tutelare maggiormente le associazioni di volontariato? Avremo necessità di poter dare a loro risorse, supporto e di poter snellire la burocrazia. Molto spesso le idee sono tante, sono bellissime, ma poi c'è una montagna di carte da compilare, e per chi fa volontariato e quindi non lo fa di mestiere non è facile e molto spesso smorza gli entusiasmi. Quindi davvero mi piacerebbe rispondere sì ogni qualvolta mi viene proposta una nuova iniziativa, ma non è sempre facile. C'è la possibilità in futuro di ampliare la platea di artigiani, considerato che avete moltissime domande, si è parlato di addirittura 400-500 domande ogni anno? Beh, questa è una domanda che dovrebbe rivolgere al gruppo Mostra, perché sono loro che lavorano alacremente, che fanno una stretta e stringente selezione, sono loro che individuano gli spazi. Non è facile trovare posto a 200 artigiani, bisogna ringraziare i cisonesi che aprono le porte di casa, i cortili, e per 10 giorni rendono la loro casa una bottega a cielo aperto. Immagini di rivolgersi a dei turisti che magari per la prima volta vogliono venire ad Artigianato Vivo, che cosa si sentirebbe di dire loro? Beh, di evitare le ore calde che si dice arriveranno finalmente, ma di godersi davvero appieno, di immergersi in quella che è l'atmosfera cisonese, parlando con gli artigiani, magari scambiando qualche parola con i volontari e guardandosi attorno, perché tutto è magia e tutto è lavoro.